L'incontro ufficialmente era stato convocato sul Mose e solo di Mose nelle note ufficiali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si parla. Chi si aspettava dal vertice romano tra il ministro Toninelli e il presidente Zaia anche qualcosa sulle grandi navi a Venezia dovrà attendere. Zaia e Toninelli si sono incontrati al termine di settimane di polemiche e tensioni che accompagnano il dibattito sul futuro della croceristica in laguna dopo il disastro sfiorato il 2 giugno al canale della Giudecca. Il Mose non è comunque un argomento da poco, ma si opera dalla storia a dir poco travagliata, non ancora terminata e la cui posa della prima pietra si perde nel lontano 2003. E in questo ambito il Ministero ha definito positivo il primo incontro per la designazione del commissario straordinario che dovrà occuparsi del suo completamento. Toninelli e Zaia si rivedranno la settimana prossima con una rosa ristretta di nomi che entrambi contribuiranno a comporre, a partire dalla quale verrà poi selezionata la figura prescelta, così come a giorni sarà insediato un tavolo con il Dicastero di Portapia, la Presidenza del Consiglio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione per la scrittura del decreto che condurrà alla designazione del commissario. È estremamente probabile che, come peraltro aveva ipotizzato prima dell'incontro lo stesso Zaia, la questione grandi navi sia stata perlomeno accennata, ma qui le posizioni tra Ministero, Regione e Comune di Venezia appaiono meno vicine ad un accordo, divise tra le ipotesi di deviazione a Chioggia o a Marghera, posizioni che meriteranno più di un confronto prima di arrivare ad una sintesi in un ambito in cui l'accordo è solo sul punto di partenza, basta passaggi a San Marco e alla Giudecca.